filiera del tabacco 4.0, integrazione e digitalizzazione per un futuro sostenibile è il titolo dell'evento di oggi qui a Napoli, che coinvolge anche la filiera tabacchicola del nord-est e soprattutto veneta. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Ci crediamo talmente tanto e siamo qui a sottoscrivere un accordo importante che aspettavamo da tempo. Non posso ovviamente che ringraziare il governo, il ministro e il sottosegretario La Pietra per l'impegno che hanno messo nella costruire appunto un accordo significativo tra le parti. Ovviamente bene e siamo contenti di fare questo percorso insieme a British American Tobacco. Riteniamo di avere gli stessi valori per quello che sono la promozione e la valorizzazione ovviamente della coltivazione del tabacco, una coltivazione storica importante per alcuni areali del paese, direi anche unica, perché se non si fa tabacco diventa difficile capire cosa si può fare, e tra l'altro un settore che dà tanto lavoro, e quindi in questa dimensione il mix tra digitale, tecnologia, lavoro, produzione ovviamente caratterizza in maniera importante questo accordo. Sono atti estremamente importanti perché danno sicurezza alla filiera, danno prospettiva, permettono agli agricoltori in particolare di avere di fronte a loro la possibilità di investire, di organizzarsi, di programmarsi. Quindi questi memorandum sono estremamente importanti, per questo ringrazio BAT e Confagricoltura di questa azione, perché va proprio nella direzione che come governo abbiamo sempre individuato e sollecitato, cioè quella di fare in modo che le filiere, gli attori delle filiere possano collaborare fra loro per avere degli obiettivi e dei risultati finali insieme, perché è solo così che riusciamo a sostenere l'intero sistema agricolo. È un momento, una pietra miliare di un percorso che è iniziato qualche anno fa e che sta continuando in una logica di creazione di una squadra, come dice lei, perché la nostra volontà è continuare ad investire in questo paese, a collaborare con gli stakeholder che partecipano alla nostra vita nel quotidiano e continuare quindi a credere in una crescita che parla di innovazione, di tecnologia, di digitalizzazione, di progresso. Volto al raggiungimento di un'efficienza, al raggiungimento di economie di scala, al raggiungimento di eccellenza qualitativa, tutto ciò nella speranza che la produzione tabacchicola italiana diventi sempre più competitiva, non solo dal punto di vista qualitativo ma anche dal punto di vista quantitativo, e che riesca ad assumere un ruolo sempre di maggiore rilevanza in ambito europeo. Questi investimenti sono importantissimi, ma non lo scopriamo oggi. Noi è dal 2011 che stiamo investendo nel tabacco italiano con accordi triennali con il MASAF. L'ultimo rinnovo è avvenuto a settembre scorso per ulteriori 3 anni fino a 15.000 tonnellate l'anno, ma non ci fermiamo qua, perché oggi firmiamo un altro memorandum of understanding molto importante per costituire una filiera tabacchicola integrata che vede dalla stessa parte non solo i tabacchicoltori con le loro organizzazioni, ma anche BAT come produttore e Confagricoltura, e quindi questo ci dà una forza per andare avanti, programmare investimenti, ma investimenti anche in tecnologia, perché BAT non ha solamente investito nell'acquisto del tabacco italiano, sta investendo dando la possibilità ai nostri tabacchicoltori di poter implementare un sistema basato su monitoraggio satellitare, intelligenza artificiale e digitalizzazione, perché sono stati digitalizzati tutti quanti i quaderni di campagna, proprio per arrivare a un'agricoltura 4.0, un'agricoltura di precisione che poi vede un vantaggio sia per l'ambiente, e quindi parliamo di sostenibilità, che per i tabacchicoltori da un punto di vista finanziario. Si è parlato di integrazione e digitalizzazione in campo della nuova filiera 4.0 del tabacco in un incontro organizzato da BET Italia qui a Napoli, ma è stato anche il momento della firma di un importante accordo con le principali cooperative, tra cui quella veneta
capitanata da Emanuele Torresani, che andiamo subito a sentire al nostro microfono. Oggi qui a Napoli abbiamo siglato un accordo che è fondamentale per i prossimi anni e è una cosa che era desiderata da molto tempo, e riuscire a trovare una multinazionale come BAT che potesse fare quel salto, che ci potesse fare quel salto di qualità e poter avere quindi una visione a medio e lungo termine con un contratto che è di 3 anni, che io sono certo potrà essere rinnovato, e dai nostri coltivatori delle certezze che, come puoi ben capire, sono enormi per il nostro settore e per le attività giornaliere. Questo che cosa significa per i soci di NewTab, e in prospettiva voi siete aperti anche a nuove adesioni? Allora, i nostri soci sono assolutamente molto felici, contenti. Oggi sono accompagnato da coloro che stanno seguendo da 2 anni il progetto WePlant, che è un progetto di BAT sulla sostenibilità importantissimo. Quindi dicevo, sono molto contenti, è un traguardo, sono anni che volevamo arrivare a quel traguardo, eravamo sempre in dirittura d'arrivo ma non ci arrivavamo mai. Oggi ci siamo arrivati, quindi sì, i nostri coltivatori sono contentissimi, aperti a tutti, perché comunque sia il tabacco, come abbiamo detto anche prima, continuerà ad esserci anche fra 100 anni, di questo ne siamo certi e sicuri. Oggi i dati sono importanti, lo sono anche in una coltivazione delicata come quella del tabacco. Noi andiamo a vedere quali tecnologie applicate alla produzione possono essere d'aiuto appunto ai produttori. Lo facciamo con Massimo Agata di Just On Earth. Oggi scendiamo nel dettaglio con Massimiliano D'Agata di Just On Earth. Andiamo a vedere i gestionali che possono dare informazione ai produttori di tabacco con tutta una serie di dati. Prego Massimiliano. Esattamente, sì. Questa è la nostra CropDash, è una piattaforma che fa analisi satellitare ai quali poi noi applichiamo un modello di intelligenza artificiale dalla gestione semplicemente delle particelle, quindi delle aree di interesse, fino ad arrivare alla possibilità di scegliere in campo l'area di interesse appunto. Ecco, andiamo a vedere l'azienda Zermiani, che tra l'altro è un'azienda veneta, un'azienda veronese. E che statistiche ci sono qui, e soprattutto perché è importante? Sì. Allora, la prima cosa che ci dà, perché siccome questo software si aggancia agli obblighi futuri che avranno di digitalizzazione del quaderno di campagna, quindi tutto quello che viene letto dalla dashboard viene automaticamente proiettato anche sul quaderno digitale di campagna. I dati principali, abbiamo un meteo in real time che ci indica quindi temperatura, il punto di rugiada, l'umidità, la precipitazione, il vento, la direzione del vento e la pressione, che oltre a essere dati per noi utili ai fini di calcolo sono anche obbligatori per chi poi deve andare a gestire il campo. Su questa particella noi, attraverso 2 flotte satellitari, andiamo a fare l'analisi di tutti gli indici più comuni che riguardano l'agricoltura di precisione. Ad esempio abbiamo un NDVI, che sarebbe l'indice di vegetazione normalizzato, per il quale noi possiamo vedere tutti i processamenti ad esempio fatti nel mese di settembre e avere la flotta di riferimento che ci sta restituendo questi dati. In questo caso sono 2, Sentinel e l'Landsat. Cosa servono questo? Servono per praticamente capire in ogni punto del campo qual è il valore della lettura del satellite. Tutto questo viene inserito all'interno di statistiche utili agli agronomi, che quindi hanno a colpo d'occhio, sono moltissimi indici che andiamo a elaborare, a colpo d'occhio possono rendersi subito conto dello stato di salute della coltura mese per mese. Allo stesso tempo hanno il grafico medio di temperature, precipitazioni e vento. Ma tutto questo a che cosa serve? Serve fondamentalmente a creare il modello di previsione di quello che accadrà sul campo. Ad esempio, in base a tutti i trattamenti che vengono letti, in base a tutte le analisi, il motore di intelligenza artificiale ci dice che se non agiamo in un certo modo ci sono 600 zone rilevate che hanno una possibile criticità entro il 4 aprile. Quindi manda questa indicazione all'agricoltore per dire c'è un problema di vegetazione su questo unico blocco. Questo consente di avere un valore molto mirato di intervento, consentendo risparmio di acqua, risparmio di ammendanti chimici, fitofarmaci e tutto quello che serve.
e inoltre è legato con tutto quello che legge autonomamente dal quaderno di campagna, nel senso che noi leggiamo in tempo reale quanti metri cubi hanno irrigato, anche per potergli dire se il giorno prima ha piovuto e c'è molta umidità è inutile che procedi con dell'irrigazione perché il terreno è saldo. Grazie Massimiliano Agata di Just On Earth, avete visto quanto sia importante oggi il processo di digitalizzazione per i produttori di tabacco.